Invece continuiamo con il nostro programma e abbiamo il piacere di avere con noi Capoguida, neoeletta all'ultimo Consiglio Generale, entrerà in carica dal 1° dicembre, è comunque con noi, ci fa tantissimo piacere. Daniela Ferrara è siciliana, ieri però è già stato al nord-est perché ha visitato l'Assemblea regionale del Friuli Venezia Giulia. Quindi sta già bazzicando le aree del nord. Daniela, come dicevo, viene dalla Sicilia, ha una lunga carriera associativa, non ve la sto neanche a raccontare perché perderei un sacco di tempo e sarà lei a presentarsi, chi meglio di lei. Nella intervista che ha fatto subito dopo essere stata eletta, ha detto nel suo discorso 2 volte la parola non lasciare indietro nessuno. Con questa parola, con queste sue parole, credo siano indicative dell'animo della persona, accogliente, attenta e inclusiva. Con vero piacere lascio la parola a Daniela. Grazie Olga della presentazione, mi sentite? Bene? Ok. Grazie Olga della presentazione, con Olga ci conosciamo da un bel po' di tempo e insomma sono contenta di ritrovarci a lavorare insieme. Ringrazio Ivano, la responsabile, per avermi permesso appunto di stare oggi qui con voi. Sono veramente onorata della mia presenza in assemblea, soprattutto anche perché sto parlando ai capigruppo e ai responsabili di zona, che credo che oggi siano veramente delle pietre miliari per l'associazione. Oggi, insomma, sempre veramente, ma oggi in particolare la figura del capogruppo e del responsabile di zona è veramente, diciamo, importante. Spero di ritornare in Veneto in presenza, l'ho detto anche Ivano subito perché io ho 2 nipoti che lavorano lì in Veneto, quindi ritornare mi fa sempre piacere, con occasione di andarli a trovare, oltre a salutare e abbracciare tanti amici scout. È difficile parlare oggi ai capi, no? Io un po', quando me l'hanno chiesto in questi ultimi giorni, ci ho pensato tanto. È difficile perché le emozioni che ci attraversano in questo momento sono emozioni di insicurezza, di fragilità, a volte di paura, a volte di così appunto di non capire che cosa fare. Però io credo che noi siamo qui per i ragazzi, e quindi è importante che cerchiamo appunto di capire qual è il nostro ruolo e quanto siamo importanti per la società italiana in questo momento come associazione. E mai come in questo momento siamo messi alla prova nel nostro esercizio educativo di sperimentare, cambiare, adattare, valutare il rischio, cercare di capire le proposte da fare, le esperienze ai ragazzi e di poter vedere appunto gli strumenti da utilizzare. Io qualche settimana fa con la mia comunità capi abbiamo fatto l'apertura di gruppo e vi dico che in 2 giorni, perché c'era l'uscita del decreto di ottobre, non so quante volte abbiamo cambiato appunto la nostra uscita di gruppo. Questo è un esercizio diciamo che ci sta mettendo a dura prova, però forse poi ce lo troveremo come grande esperienza anche per il futuro. Tutto questo che stiamo attraversando ci sta cambiando noi e sta cambiando probabilmente appunto la società. E stiamo vivendo veramente un momento di grande crisi. Dicono appunto che questa pandemia, che è un momento storico unico, è la terza crisi dopo il 2001, le Torri Gemelli, e dopo la crisi finanziaria del 2008. E siamo in questo tempo. Io penso che questo tempo che stiamo attraversando è un po' come quando siamo in strada e abbiamo un po' improvvisamente una grande nebbia, no? Che ci attraversa, che ci rende difficile il nostro cammino. Io in Sicilia forse una o 2 volte ho fatto esperienza di nebbia
realmente lungo appunto il mio percorso. Però credo che sia veramente, diciamo, difficile, ma credo che la cosa importante sia attraversarla e sapere che è un momento e dopo ci sarà il sole. Per cui credo che con questa, diciamo, atteggiamento dobbiamo vivere questo momento. Questo momento ci sta mettendo a dura prova perché ci ha fatto sperimentare tante cose, ci ha fatto sperimentare che il sistema capitalistico ormai non diciamo, è stato messo in crisi, che le comunità, che le relazioni di cura sono le cose importanti, che nessuno si salva da solo, che siamo tutti nella stessa barca. Abbiamo sperimentato con grande sofferenza che i nostri morti sono stati accompagnati da sconosciuti. Questo è una realtà drammatica ma nello stesso tempo sconvolgente per il nostro, diciamo, futuro e per i cambiamenti che ci aspettano. I ragazzi stanno sperimentando che la loro responsabilità, il loro senso di responsabilità è importante per loro stessi e per gli altri. Quindi tutte, diciamo, esperienze che saranno un nostro bagaglio veramente importante e formativo per il nostro domani. Per cui sicuramente c'è un cambiamento antropologico, culturale, diciamo sociale, che ci deve far riflettere. E ci deve far riflettere non soltanto come società, ma anche come individui e come agiscono anche in questo, diciamo, in questo momento. Alcuni intellettuali dicono che in realtà stiamo attraversando una catastrofe vitale, no? Vitale dipende da noi, cioè nel senso è una catastrofe, ma noi se sapremo vivere questo momento, o meglio farci interrogare diciamo da questo momento, forse la catastrofe sarà appunto di trasformazione e non soltanto appunto di un cambiamento negativo. Per cui il Papa Francesco dice la vera sfida nella pandemia, la vera sfida della pandemia non sta nella pandemia, ma nel modo in cui rispondiamo a questa pandemia. E credo che questo sia veramente importante perché ci può dare un senso a quello che stiamo facendo, ci può dare un senso al nostro servizio, alla nostra diciamo, presenza. Oggi come non mai la società italiana parla di educazione, no? Delle cose importanti che sono la sanità e il sistema educativo. Dico, da tanto tempo non sentiamo parlare appunto di tutto questo. Anche lì in Comunità Capi l'altro giorno un mio capogruppo dice ma ci chiedono che le uniche cose importanti che dobbiamo mantenere sono il lavoro e la scuola, tutto il resto va chiuso perché non è importante. Io credo che l'educazione non formale, il sistema educativo compreso tutti gli aspetti appunto associativi sono essenziali in questo momento perché c'è tanta, diciamo, necessità di educazione, i ragazzi c'è tanta necessità di rendere protagonisti i ragazzi diciamo della nostra società, c'è tanto bisogno di trovare con loro le strategie per capire che cosa è importante fare e cosa non è importante fare, di proporre anche degli spazi in cui i ragazzi vivono insieme. Oggi la costrizione di vivere in famiglia è una cosa contro i compiti evolutivi dell'adolescenza, cioè ci formiamo fuori all'esterno, non ci formiamo in famiglia, non ci sperimentiamo in famiglia ed è veramente contro natura tutto questo e andiamo incontro a delle crisi depressive che ci aspettano. Noi come associazione educativa sappiamo questo quanto è importante e siamo una grande risorsa quindi per i nostri ragazzi oggi. Sappiamo quanto è importante far vivere esperienze di responsabilità e di socialità e sappiamo quanto è importante stare vicino a chi è in difficoltà per far vivere esperienze di resilienza. Io credo che noi oggi stiamo sperimentando, noi capi e anche ragazzi insieme, una grossa, diciamo, esperienza di resilienza, che non significa soltanto superare il trauma, ma significa anche uscirne trasformati. E questa è una grande occasione per noi capi e anche per i nostri ragazzi. La GESCI veramente
diciamo, è l'unica associazione in tutto questo che accompagna i ragazzi dagli 8 ai 20 anni con delle esperienze, diciamo, adeguate ai loro compiti evolutivi, e veramente è una grande risorsa, io dico oggi, per la società italiana. Ed è per questo che la GESCI ha previsto che ci sarà una perdita di ragazzi e di soci, chiamiamoli così, del 10-15%. Questa è una cosa che non mi fa dormire la notte, no? Noi dobbiamo non perdere nessuno, dicevo, non lasciare indietro nessuno, né ragazzi né capi, ma soprattutto io dico, e qui ai capigruppo, ai responsabili di zona, dobbiamo motivare i capi, perché qualcuno in questo momento di paura e difficoltà ci lascerà. Dobbiamo tenere duro e dare grossa motivazione ai nostri capi. La nostra motivazione è che noi siamo fondamentali per la società italiana in questo momento, non lo dimentichiamo, la nostra vocazione educativa è fondamentale. Voglio porvi, voglio appunto, proprio perché credo importante che questo momento non sia un momento che non ce lo viviamo nel momento dell'attesa del ripartire come prima, ma lo viviamo come un momento di poterci porre delle domande, in modo che poi dopo siamo pronti. Ecco, non dobbiamo farci passare questo momento come un momento in attesa di, no? Ma dobbiamo vivere questo momento nell'interrogarci, dato che è un momento di trasformazione, per capire come dobbiamo vivere poi il momento che ci aspetta a futuro. Io mi sono posta delle domande che mi piace condividerle insieme a voi. Provo a farvele vedere se ci riesco con lo schermo, se non mi confondo. Ok. Vedete? Ok. Allora, io credo che in questo momento abbiamo delle opportunità, no? Sono appunto delle domande a livello personale che mi sto chiedendo, così la prima volta che le condivido con i capi, ma dico poi ci sarà tempo per poter magari anche fare altro, tirare fuori altre domande, altre riflessioni, altre opportunità. Intanto io mi chiedo, questo cambiamento di paradigma che ci viene detto ci sta attraversando e probabilmente ci attraverserà, come interpellano i capi le nostre comunità? Mi rivolgo alle comunità capi, ai consigli di zona, con che stile dobbiamo vivere il futuro? Credo che sia questa una grande domanda, no? Un po' da porci. Che la lascio così un po' aperta a tutti. Che cosa possiamo fare per i ragazzi che il Signore ci ha affidato? No? Quali sono oggi i bisogni prioritari, no? Che i ragazzi hanno? Quali proposte utili possiamo offrire a loro? No? Oggi possiamo fare poco, però credo che quel poco è importante e fondamentale, è prezioso, abbiamo visto. Ci sono le cose prioritarie, veramente i bisogni prioritari che i ragazzi hanno. E cerchiamo di individuarle, cerchiamo appunto di riguardare i nostri progetti educativi con uno sguardo veramente di utilità, di essenzialità, poche cose ma preziose. Io dico poche ma preziose, cercando appunto di anche di proporre l'essenziale del metodo scout. Abbiamo appunto delle perle, no, che in questo momento possiamo giocarci: la vita all'aria aperta, la vita comunitaria, il servizio, l'autoeducazione. Ecco, sono cose perle per la società italiana. Dico, cerchiamo appunto veramente di tenerle diciamo presenti. Io quando dico questo capisco che è difficile, capisco che fare un discorso di questo in Lombardia o in Veneto oggi ha un valore diverso, no? Però dobbiamo tenere duro, io dico dobbiamo resistere. Poco fa avete messo la canzone dell'Aquila Randaggi. Io pensavo questo intervento oggi dicendo resistiamo un giorno in più, no? Le Aquile Randagge nel momento appunto della chiusura dello scotismo si incontrarono e nelle stote parati individuarono appunto il loro servizio verso la società italiana. Io credo che oggi il nostro servizio prioritario è fare resistenza educativa, io la chiamo, che mi sembra veramente una cosa di grande valore. Mi chiedo anche, no, che ci chiediamo anche insieme,
Quale contributo possiamo dare noi per mettere al centro dei nostri territori l'educazione? Sappiamo quanto oggi l'educazione è importante per la coesione sociale. Per cui interroghiamoci su questo. Ecco, con voi responsabili di zona, con voi diciamo, capigruppo, che significa oggi, no? Mettere al centro l'educazione al centro dei nostri territori. Dico, provo a condividere un'altra cosa che mi sembra... Vedete? Ok. Allora, per me significa questo, significa leggere il cambiamento. Oggi i territori hanno nuove esigenze, ci sono nuove realtà, quindi proviamo a leggere il cambiamento e i bisogni dei territori. Credo che questo il Consiglio di zona ha un grande ruolo e una grande potenza. Proviamo a vivere, diciamo, i consigli di zona non soltanto come autorizzazioni, come censimenti, ma veramente come luoghi di formazione, di confronto, di crescita, di aiuto tra di noi, no? Per cui cerchiamo appunto veramente di fare una lettura approfondita per poi darla alle comunità capi, per poi poterla, diciamo, poterla far diventare patrimonio per le nostre comunità capi, per i nostri capi, in modo da motivarli al servizio con i ragazzi oggi veramente in difficoltà, è veramente difficile. Un'altra, diciamo, cosa importante è sostenerci, dico, per mantenere vivo lo scoutismo e non perdere nessuno dei ragazzi e dei capi. Perderemo qualcuno, forse perderemo i più fragili, no? Perché è sempre un po' così. Per cui io dico, per questo dicevo nella mia intervista, quando perdiamo sempre i più fragili. Cerchiamo di avere una massima attenzione a loro. I più fragili saranno quelli che le famiglie sono in difficoltà, quelle che le famiglie hanno paura, quelle che ma sono quelle che in realtà in termini educativi hanno più bisogno, per cui veramente una grande attenzione. Questo lo possiamo fare anche in Consiglio di zona, confrontandoci, aiutandoci, cercando di capire le strategie che abbiamo messo in atto tra i gruppi per vedere veramente che cosa ha funzionato, no? Quindi è bello un confronto, diciamo, in Consiglio di zona anche tra i capigruppo, tra le cose che hanno funzionato in quest'anno e quali sono le strategie che ancora dobbiamo mettere in atto. L'inverno è lungo quest'anno e sarà ancora più pesante dell'anno scorso, perché apriremo, chiuderemo, purtroppo ci metterà ancora a dura prova. Per questo dobbiamo veramente, la nostra resistenza educativa la dobbiamo fare aiutandoci l'un con l'altro, con momenti di formazione, con momenti di scambio, con momenti appunto di veramente diciamo di grande attenzione. Mettiamoci a servizio delle istituzioni. Oggi le istituzioni hanno tanto bisogno di volontari. Per quello che noi possiamo fare, forse non possiamo fare tutto, forse possiamo fare qualche piccola cosa, però mettiamoci a servizio delle nostre famiglie scout, le parrocchie, dei quartieri. Possiamo anche rivedere i servizi in branca RS. Qualcuno parlava di servizi a chilometro zero, no? È bella questa cosa, no? Di poter riprendere, diciamo, questo aspetto e far vivere questa cosa ai ragazzi, anche e le zone, no? Le zone anche su questo potrebbero essere veramente una grande risorsa per poter coordinare, lavorare per quello che è possibile. Probabilmente non possiamo fare tutto, possiamo fare qualcosa. Quando io parlo del fare, sottintendo sempre di farlo in sicurezza. È chiaro che non sto lì a dire non dobbiamo andarci a massacrare, dobbiamo fare tutto alla massima sicurezza, facendo vivere anche ai ragazzi il senso di responsabilità, no? Che è quello di tutelare noi stessi e gli altri. E questo veramente, anche questo è crescita educativa e formativa, non dimentichiamolo. Possiamo fare anche fare rete insieme alle altre associazioni. Credo che è un grande momento questo, per confrontarci, per capire quanto l'educazione veramente sia fondamentale. Io dico che l'educazione è un'esperienza diffusa, non può essere fatta da soli.
Se vogliamo far crescere un bambino dobbiamo farlo crescere in un villaggio dove ci siamo tutti. Oggi più che mai è così. Papa Francesco parla del patto educativo globale, di questa grande, diciamo, forza che stiamo mettendo in atto. Proviamo appunto, ecco, a capire veramente, diciamo, lo sforzo che possiamo fare insieme agli altri, le domande che possiamo fare insieme agli altri, che cosa è importante che diciamo insieme agli altri. Credo che sia bello anche poter dire continuiamo a essere sentinelle, no? Sentinelle capaci di vegliare in questo momento insomma, di buio, ma di tenere sempre lo sguardo aperto verso l'orizzonte. Dico che questo sia, credo, la grande, diciamo, la grande occasione che abbiamo. Per cui credo che veramente, nonostante il momento sia difficile, nonostante il momento sia, diciamo, particolare, abbiamo delle grosse, diciamo, scommesse, delle grosse diciamo, sfide da poter diciamo, affrontare. Dico, sappiamo che quando la strada non c'è dobbiamo inventarla, sappiamo che dobbiamo resistere un giorno in più, sappiamo che non possiamo lasciare i nostri ragazzi perché il nostro compito è accompagnarli alla vita, non soltanto fare attività, e sappiamo che fare resistenza educativa è oggi offrire un grande contributo alla società italiana. Credo che veramente, dico, abbiamo tanto in questo periodo, c'è tanta carne al fuoco e non è solo un periodo di attesa, ma è un periodo appunto di potere, di formazione e di crescita per tutti quanti. Termino con le parole appunto dell'ultimo documento. Aspettate che lo prendo. Della chiamata ad annunciare, no? Un documento molto bello che anche lì ci invita veramente a rimetterci, diciamo, a dare senso al nostro esserci, alla nostra, diciamo, vocazione. Provo a metterlo a schermo. Dico, concludo con questo, diciamo, con queste parole. Viviamo l'urgenza di essere protagonisti sulla prima linea del mondo, rimanendo sull'altezza delle mura di Gerusalemme dell'educazione, consapevoli delle responsabilità del nostro eccomi, sentinelle che sanno distinguere i primi bagliori dall'alba. Ci sentiamo chiamati a annunciare che i bisogni si incontrano solo uscendo da noi stessi e dalle nostre sedi, come singoli e come associazione. Testimoniamo con entusiasmo l'incontro con il Verbo incarnato. Ci sentiamo chiamati ad annunciare che l'amore non è una proposta, ma è un mandato. Non è una strada possibile, ma è l'unica via. Con queste parole concludo il mio intervento da Sciacca, dove mi trovo. Sciacca è una piccola cittadina siciliana che guarda più Tunisi che l'Italia. Io sono qua da casa mia, dal mio balcone sono più vicina, insomma, lo sguardo ce l'ho verso Tunisi e non verso l'Italia. Ma onorata di essere stata oggi con voi e speriamo di poterci riabbracciare presto in un momento anche in presenza e poterci confrontare su tematiche sempre belle e importanti che la nostra associazione ci dà l'occasione di vivere e sperimentare. Grazie. Grazie a te, Daniela. È stato un intervento intenso, piacevole, anche perché avendo cominciato con le parole del Papa e sentendo anche la tua narrazione, ci siamo ritrovati sull'essere sognatori
ma anche concreti camminatori di questo mondo, di questa terra, di questo regno. E lascio la parola a Ivano e a Silvia su alcune loro considerazioni. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti per il tuo intervento, Daniela. Cogliamo positivamente le tue esortazioni e cercheremo di essere docili rispetto a quanto tu hai voluto consegnarci, perché in questo momento, più che mai, il nostro compito è proprio quello di motivare i capi in questa ripartenza, cercando di trovare assieme delle nuove alleanze, sia in termini educativi ma anche in termini di relazioni. Questo è un po' l'impegno che anche all'ultimo Consiglio generale abbiamo cercato insieme a tutti quanti i consiglieri di porci in prospettiva alle nuove strategie nazionali, capire come meglio perfezionare le relazioni e tu ci hai dato già qualche indicazione precisa e puntuale su come cercare di far rete, dato che l'educazione è un'esperienza diffusa. E su questa rete, che è fatta di nodi, di intrecci, in questi nodi sono presenti le persone. Dunque le relazioni inevitabilmente passano attraverso le persone. E noi capi, in questo momento, siamo indispensabili per essere sostegno e supporto di questa rete. Siamo questi nodi e tu stessa hai sottolineato come questi nodi in qualche modo devono vivere la dinamica della resilienza, devono in qualche modo essere pronti e il motto ovviamente degli scout è quello di essere estote parati e su questa dinamica penso che ognuno di noi possa contribuire in maniera fattiva. Siamo contenti di accoglierti comunque nella nostra assemblea, ti auguriamo un buon lavoro, avremo sicuramente modo di rincontrarci nei prossimi incontri a livello nazionale e speriamo che il prossimo Consiglio generale, dove sarai a tutti gli effetti a presiederlo, possa consegnarci l'ulteriore esperienza di costruzione, di democrazia e di esperienza diffusa di uno scautismo che possa essere a sostegno di tutte le comunità capi, ma soprattutto di tutti i ragazzi. Grazie per il tuo intervento, Daniela. Grazie.